Ed ora invece parliamo dei cuochi contadini, questa figura valorizzata da Coldiretti di Treviso che a sua volta valorizza il settore agricolo di casa nostra. Un convegno nazionale si è svolto a Santa Lucia di Piave. Il Veneto è un esempio lungimirante e visionario e che assolutamente va raccontato anche in altri territori, perché, come dico sempre, le idee, le persone, piuttosto che le regioni, piuttosto che i territori che si muovono con una certa velocità e con contenuti, vanno assolutamente raccontati, vanno presi come modello. È un plauso all'intera regione quello della Presidente nazionale di Terra Nostra, rete di agriturismi istituita da Coldiretti, che in Veneto avanza un'azione vivace e concreta, grazie all'azione di oltre 60.000 imprese agricole che continuano a garantire biodiversità enogastronomica, un patrimonio di cui gli agrichef si fanno ambasciatori. Proprio questo il focus del convegno organizzato da Coldiretti Veneto dal titolo Cuochi contadini, una storia tutta made in Italy. Un percorso in evoluzione, in crescita, che passa per tanta formazione, per conoscenza del territorio, per conoscenza del prodotto e per impegno che a casa tutti i giorni questi cuochi, che prima di tutto sono agricoltori. Il cuoco contadino è diventato e sarà sempre di più attore principale della cucina tradizionale, semplice di questo territorio veneto, ma anche di tutto il territorio italiano. Oggi ho avuto proprio la percezione concreta, la volontà di fare un progetto visionario che metta al centro certamente i nostri cuochi contadini, che metta al centro il sistema degli agriturismi, che metta al centro, mi sento di dire, il turismo applicato al mondo rurale. Oltre ad aver sottolineato come la figura dell'agrichef richiami sempre più attenzione e sia ormai sinonimo di qualità, il convegno ha voluto avanzare anche una riflessione sulle nuove sfide offerte dal recente aggiornamento della legge regionale sull'agriturismo. La legge introduce alcune novità molto importanti, tra queste la possibilità agli agriturismi di poter fare l'asporto anche a domicilio in maniera diretta, senza intermediari, perché il concetto è la salvaguardia anche di quel rapporto diretto che c'è tra il mondo agrituristico e il consumatore, e poi la possibilità anche ai nostri agrichef, o meglio cuochi contadini, di poter partecipare a molte fiere nazionali e anche internazionali elencate con apposita DGR regionale, dove poter fare promozione territoriale. Una legge che inoltre ha limato di fatto alcuni aspetti burocratici e mantenuto inalterate le percentuali di produzione dei prodotti tipici locali all'interno dell'offerta agrituristica. E se il Veneto è oggi esempio virtuoso, è frutto anche del lavoro corale che vede Coldiretti al fianco della regione. Sì, desidero ringraziare Coldiretti regionale, quindi dal Presidente Salvan alla direttrice Montedoro, per il grande lavoro che in questi anni abbiamo fatto. Una legge che non è stata semplice, perché ha dovuto anche contemperare le esigenze di molti, e questo è normale, ma il mondo agrituristico è una componente fondamentale per l'offerta turistica regionale, e questo è molto importante, perché io dico sempre i turisti, soprattutto stranieri, che vengono nella nostra regione, vengono anche per mangiare bene, per bere bene, e i prodotti tipici locali sono un volano turistico della nostra regione. In Regione Veneto c'è spazio per tutti, per il mondo alberghiero, ex alberghiero, e soprattutto per l'agriturismo, che dopo la pandemia ha avuto dei numeri di crescita molto importanti.